grande serietà l'inizio di questo convegno sarpiano e do la parola a Vincenzo Lavenia, il quale ci parla di Bologna. Bologna è stata importante sia per Sarpi sia anche per Micanzio, se non vado errato, se mi ricordo bene. Buon, cominci pure. Grazie a Gerardo Ortalli, ad Antonella Barzazzi e all'istituto che mi ha invitato. Correggo immediatamente due cose. Non parlerò di Bologna, insegno a Bologna. Credevo fosse un titolo. No, non è un titolo. E la seconda cosa, mi preme anche correggere il titolo invece che avevo dato io e togliere la parola trattato e metterci la parola scrittura, perché l'ho mandato molto rapidamente e mi scuso di questo. Ringrazio anche Gerardo Ortarli per le parole con cui ha aperto questa mattinata, che da non veneziano, devo dire, ma da semplice cittadino italiano mi sento di condividere. Quando Francesco Albizi pose mano, c'è un eco mi pare, o lo sento io? No, sono tutti in funzione. No, questo sì, l'ho sentito un eco? Sì, vero? Forse devo allontanarlo? Tanto mi sentite anche così, immagino, no? Quando Francesco Albizi pose mano alla risposta anonima contro le due scritture di Paolo Sarpi circa l'ufficio dell'Inquisizione nella Repubblica di Venezia, non poté evitare di fare acidamente il verso al defunto frate Servita, che era stato il più fiero avversario di Roma nei primi anni del XVII secolo. Questa risposta, scrisse, serva di piena istruzione sopra un affare tanto importante alla Sacra Congregazione del Santo Ufficio, agli inquisitori del dominio veneto e specialmente al nuncio di Venezia, al cui carico principalmente conviene di sostenere la giurisdizione apostolica e le parti degli inquisitori di quello Stato. Io mi persuado, continuò, che questa mia fatica, se non sarà tenuta in pregio di gemma rara e singolare, come dall'autore della vita di Fra Paolo si tenta di persuadere doversi tenere quella scrittura e aversi da principi a procacciare non solamente a peso d'oro, come già i libri di Democrito, e qui è ovvia l'allusione alla celebre pagina di Fulgenzio Micanzio, scoprirà almeno che chiunque si sia che la ritenga e la conservi ritiene una gemma non punto preciosa, ma uno di quei vetri che si lavorano in Venezia in sembianza di veri diamanti. Come Sarpi aveva scritto di voler fornire un prontuario per i magistrati secolari della Serenissima su ordine dei vertici della Repubblica, riordinando le leggi concernenti l'Inquisizione in 39 capi, Albizi avrebbe sottolineato che la sua fatica era da considerarsi alla stregua di un'istruzione destinata a corroborare le posizioni dei ministri del Tribunale presenti nei domini veneziani, della stessa Congregazione del Santo Uffizio e soprattutto dei nunzi di stanza in Laguna. Grazie ai fonti dell'archivio della Congregazione per la Dottrina della Fede e a un recente registro delle corrispondenze dell'Annunziatura di Venezia, in particolare quelle di Decio Vitelli, l'autore di questo registro è il dottor Marco Albertoni, non sarebbe difficile ricostruire la storia della mancata censura delle postume edizioni a stampa del testo sarpiano. Non mi risulta che sia stato fatto, tranne un saggio di Miguel Gotorre che accenna a questa questione. Dall'avviso della Segreteria di Stato al Nunzio del 14 agosto 1639, che ne annunciava la circolazione e la probabile origine ginevrina, a una lettera di Francesco Barberini del 2 marzo 1641 e oltre. Del resto, nella missiva del 1641 il cardinal nipote osservava che, cito, il libro pernicioso dell'istoria dell'Inquisizione ha dato forte motivo a nuove pretensioni, ma quando seguitino si penserà non solo di proibirlo, ma di procedere contro la dannata memoria di Fra Paolo, che ne è l'autore. La damnatio memorie non riuscì del tutto e il passo aiuta a comprendere sino a che punto le scritture sarpiane continuassero a incidere sulle linee veneziane di resistenza al potere pontificio anche dopo la morte dell'autore e l'allentamento delle tensioni tra Roma e la Serenissima, che sarebbe diventato palese pochi anni più tardi, ma si riscontra dal momento stesso in cui ebbe fine la disputa dell'interdetto. E infatti, già in una lettera del nunzio Giovan Battista Gucchi, scritta pochi mesi dopo la morte di Sarpi, si metteva in luce come le magistrature ecclesiastiche nei domini veneziani faticassero a farsi prestare il braccio secolare.
come, cito, non si permette che nelle cause miste di biastemia, di sodomia, di adulterio e di altri simili si proceda contro i laici, come l'Inquisizione non potesse agire con la stessa libertà che pure si riscontrava in altri contesti politici. Si trattava di uno schema di Geremiade a suo modo consolidato perché sin dalla celebre relazione di Alberto Bolognetti, 1581, i nunzi pontifici avevano fatto a gara per rimarcare e amplificare i limiti e le difficoltà di operare da parte del Tribunale della Fede nei domini della Serenissima. Tuttavia la stampa delle scritture sarpiane sembrò destare un nuovo allarme. Ora i lettori di tutta l'Europa potevano leggere nero su bianco le ragioni della Repubblica secondo il punto di vista del suo più agguerrito consultore in iure e secondo antiche e nuove norme che avevano valore di consuetudine e, direbbe il Servita, di concordato. Chi vorrà aggiungere qualcosa di nuovo su Sarpi e l'Inquisizione romana dopo l'edizione di Corrado Pin avrà pane per i suoi denti, perché si tratta di un commento così acuto e corredato di note tanto dotte e tanto fitte da scoraggiare nuovi interpreti. E infatti non mi sono proposto nulla di temerario nell'accettare l'invito a parlare della fatica che ci riunisce in questa antica sede. Solo mi ha spinto il desiderio di rendere omaggio alla sua impresa che una nota di questo testo ci annuncia sarà seguita ben presto dall'edizione dei Consulti Sarpiani dal 1610 al 1612. Mi aspetto tomi di pari peso rispetto a quelli che, con autentica gioia e il piacere di una scoperta, mi furono donati 20 anni fa dall'Istituto Italiano per gli Studi Filosofici di Napoli per farsi perdonare il consueto ritardo dell'elargizione dei magri contributi previsti per noi borsisti. Ci regalavano i libri perché non ci pagavano. Ma intanto, e questa è stata una fortuna, ma intanto abbiamo la scrittura. Anzi le scritture del 1613 dedicate alla giurisdizione del Santo Uffizio, un vero tarlo nella produzione sarpiana che, come ricorda Pin, conta decine di consulti in materia di inquisizione, quasi tutti inediti al tempo di Cozzi, molti ormai noti proprio grazie a Pin. Sappiamo molto della circolazione manoscritta di questo speciale consulto, il più denso e in apparenza il più cauto sulla materia. Sappiamo molto della sua apparizione a stampa nel 1638 e nel 1639 grazie ai lavori di Rhodes, di Infelise, di Barzazzi, di Garcia, che Pin riassume nell'introduzione al testo. E sappiamo molto su Fabry de Peyresque, i Dupuy, i Diodati o Diodati, Molin, Grotius, De Tufiglio e sulla trepida attesa per quelle scritture, tenute segrete nei depositi documentari del governo da parte di ambienti gallicani, riformati e moderatamente libertini. Stando a Infelise, dal 1638 se ne ebbero almeno 14 edizioni a stampa e nel conteggio credo siano incluse le traduzioni in latino, inglese, francese e olandese. Del resto la circolazione del testo sarpiano era destinata a incrociarsi con la ripresa della polemica del mito nero dell'Inquisizione nella seconda metà del Seicento, grazie a opere come quella di Jacques Marsollier, che nel 1693 ripubblicò le pagine sarpiane nella sua Histoire de l'Inquisition son origine. Lo ricordava anche Prosperi in un saggio di molti anni fa. Ma forse in questo campo, cioè quello della fortuna e del riuso delle scritture inquisitoriali del Servita, qualche supplemento di indagine non sarebbe inutile, riprendendo dalle osservazioni di Michaela Valente nel volume dal titolo Contro l'Inquisizione. Per esempio, avendo studiato la figura di Alberico Gentili, esule da San Ginesio in Inghilterra, sui rapporti del giurista con Sarpi ha scritto Chiara Petrolini, mi incuriosisce il contesto in cui maturò la traduzione inglese Fatica di Robert Gentili, figlio di Alberico, che apparve con il titolo The History of Inquisition Necessary for Counselors, Casuists and Politicians. Come annunciava il frontespizio, si trattava di un'opera utile ai magistrati, ma anche ai casuisti, ovvero ai controversisti, e ai politici. Anzi, di un'opera necessaria, tanto da essere proposta dallo stampatore come un hidden treasure, un tesoro nascosto. La parola tesoro rinviava ancora una volta alla biografia di Micanzio, la gemma, ma anche a un genere piuttosto diffuso, quello dei tesori politici, con l'effetto di collocare Sarpi nell'alveo dei maestri che svelavano gli strumenti della lotta politica al di là delle sue idealizzazioni, insomma, sulla scia di Machiavelli. Nell'ambito della polemica anti-inquisitoriale era difficile porre le scritture di Sarpi, puntigliose e aforistiche, accanto ai testi che amplificavano le violenze e le spoliazioni dei tribunali iberici, o più tardi ai racconti di avventurose fughe dalle carceri o dalle sedi del Santo Uffizio romano, come quelle, vero o presunte, di Giuseppe Pignata o di Archibald Bower.
Al contrario, non stupisce il riuso di Sarpi da parte di Marsollier, di Limborch e più tardi di Francesco Becattini. Insomma, sono soprattutto le prime storie non filocuriali dell'Inquisizione a fare ampio ricorso alle pagine di Sarpi, anche se resta da stabilire con un'analisi più minuta cosa venne reimpiegato e cosa fu manipolato. Ma come sappiamo, oltre alla traduzione inglese, solo una delle due prime edizioni a stampa impiegò il termine istoria per definire nel frontespizio le scritture sarpiane. Un termine improprio, ribadisce Pin, che ci ricorda come i 39 capitoli furono fatti circolare subito tra i magistrati della Repubblica, mentre non fu reso pubblico in alcun modo il commento che li accompagnava fino alla stampa postuma. Del resto si trattava di pagine stilate per incarico del Senato, che aveva ordinato al battagliero consultore di raccogliere quanto esisteva negli archivi e nelle biblioteche in materia di inquisizione nelle terre della Serenissima, per controbattere ai tentativi pontifici di allargare le fimbrie del tribunale. Sarpi aveva raccolto leggi, ordini e documenti di parte veneziana e di parte romana dal Medioevo al 1612 e vi aveva aggiunto considerazioni che costituiscono a modo loro una complessa storia giuridica del tribunale, tale da abbracciare non soltanto le vicende veneziane ma tutta la macchina delle inquisizioni medievali e moderne. Non mi soffermo sul fatto che l'ultimo dei 39 capitoli non si basava su decisioni riscontrabili del Senato o del Consiglio dei 10 e che dunque, parlando di testimoni falsi, Sarpi sembrava voler indicare per il futuro un fronte nuovo di possibile lotta contro la giurisdizione del Santo Uffizio. Basti solo dire che le disposizioni in materia di editto, pubblicazione delle bolle papali, nuovi inquisitori, trattamento dei greci, dei mercanti e degli osti erano recenti e che le decisioni del governo su quelle materie erano dipese proprio dai consulti di Sarpi, per il quale ordinare le leggi passate significava anche fornire documenti per l'arsenale controversistico della Repubblica e per un conflitto a più ampio raggio contro le pretese di Roma. La seconda scrittura appare dunque un consulto, ma anche una storia per controversia, come accadeva da tempo quando si combatteva con armi simili a quelle scelte da Sarpi, canonista e teologo, la battaglia per stabilire la verità in ambito ecclesiastico e religioso. Punto di inizio per questo genere di storia si potrebbe dire erano state le centure di Flacius Illyricus, ma ci si può domandare se scritture come quelle di Muratori, 2 secoli più tardi, non potrebbero appartenere allo stesso genere. Per dirla in breve, che altro significa, se non fare storia, lo sforzo di ordinare e di porre all'attenzione dei magistrati e del pubblico documenti giuridici spesso inediti in favore di una presa di posizione oggetto di controversia? Non era forse lo stesso metodo già impiegato dal Servita per lottare contro i fulmini delle scomuniche durante la crisi dell'interdetto? Come altri prima e dopo di allora, come interpreti meno brillanti di lui e meno capaci di colpire nel segno, Sarpi intendeva orientare le scelte politiche operando un non neutrale scavo antiquario che mirava anzitutto a definire l'Inquisizione romana negli uffici di Venezia come tribunale misto, non dipendente dalla sede apostolica, vincolato dalle prerogative del potere secolare, non libero di agire a piacimento come foro promanante da una potenza allotria quale quella del papato totato. Sin dalle indagini di Pio Paschini, o forse sin da Albizi, si è molto discusso del grado di attendibilità della lettura storico-giuridica sarpiana, contestata da Paul Grandler, da Ruth Martin, da Nicholas Davidson e da Andrea Del Coll, sfumata da Brian Pullan e da Prosperi, quasi ignorata da John Martin e tralascio altri studi come quelli di David Hutton o di Jonathan Sess, ben noti a chi come Barbierato potrebbe parlarne meglio di me. Eppure, al di là del contenuto di verità della lettura sarpiana, va preso atto che si trattava di una formula efficace, tribunale misto, per mantenere viva la lotta contro le pretese di Roma, dato che il Servita ricostruiva la storia non a distanza di secoli, ma nel fuoco dell'impegno. Si trattava del mito elaborato da un militante che in quelle scritture evitò con cura ogni accentuazione pulp per descrivere le attività del tribunale e ogni polemica con i cedimenti delle élite della Serenissima, anzitutto in tema di estradizione e censura libraria, per non alienarle le élite alla sua causa.
Un mito, quello del mistoforo, del tribunale misto, tanto resistente e tenace che in alcuni testi di divulgazione recenti, specie in area anglosassone, si isola ancora l'Inquisizione nei domini veneziani come se si trattasse di un tribunale a sé, alla maniera iberica, e non di una serie di terminali del Sant'Uffizio romano, pur sottoposti a vincoli e a regole eccezionali. Del resto il lavoro di Pin ci apre le porte della bottega di Sarpi, dove accanto alle scritture si lavorava a quella preziosa raccolta di documenti dell'Inquisizione a Venezia, il Libro Grande, oggi conservato alla Braidense. Si potrebbe dire che anche sotto questo aspetto la trascrizione ordinata di fonti come effetto della controversia storica, l'archivio come arsenale di lotta, Sarpi non fu un caso isolato. Nel 600 la Congregazione del Sant'Uffizio ordinò le prime raccolte di decreti e di lettere rubricate per materia e fece compilare miscellane di documenti, ciascuna dedicata a un luogo dove infuriava la polemica giurisdizionalistica. Per esempio, a inizio 600, al tempo dell'interdetto, Carlo Emanuele I di Savoia aveva cercato di porre sotto tutela ducale i tribunali piemontesi del Sant'Uffizio, additando proprio l'esempio veneziano. Molte delle sillogi di parte romana a cui alludevo furono stilate dallo stesso Albizzi o per ordine di Albizzi, e una di queste, non alla CDF ma alla Biblioteca Vaticana, conserva ancora adesso la copia di materiali importanti riguardanti Venezia che andrebbero comparati con quelli del Libro Grande. Alludo al manoscritto borgiano latino 558. In ogni modo, le scritture del 1613, come sottolinea Pin, non erano affatto il primo intervento di Sarpi in materia di Inquisizione, e anzi alcuni consulti come quelli del 3 agosto 1609 preludevano ai contenuti dei testi consegnati più tardi al Senato. Molti pareri, inutile dirlo, sono successivi al 1603. Ma in queste pagine, più che altrove, nelle pagine delle due scritture che ora Pin ha pubblicato, Sarpi si confronta con le recenti storie e fonti a stampa di ambito romano e spagnolo. E se nella prima parte della seconda scrittura, cioè la ricostruzione storica vera e propria dalle origini medievali dei tribunali della fede in poi, il Servita tiene conto più di quanto non traspaia a prima vista degli annales ecclesiastici di Baronio e continuatori, la sola fonte che avrebbe impiegato poi Albizzi, più avanti il ricorso a libri come i manuali di Umberto Locati o il De Origine et Progresso Offici Sanctae Inquisitionis Iusque Dignitate et Utilitate Libri Tres di Luis de Paramo, la prima storia dell'Inquisizione vera e propria, stampata nel 1598, non sembra affatto secondario. Soprattutto, come evidenzia Pin, Sarpi saccheggia il commento di Francisco Peña all'antico Directorium Inquisitorum di Nicolau Eymerich, ristampato e aggiornato ancora nel 1607, per attingere a documenti di parte pontificia altrimenti ignoti o difficili da reperire. Non esisteva un bullarium all'epoca. Di più, si potrebbe aggiungere che egli comprese bene lo scopo che aveva spinto il canonista spagnolo, esponente dell'area più intransigente della curia romana, a porre in appendice al testo di Eymerich e ai suoi commenti una raccolta di littere apostolice che ai suoi occhi aveva lo scopo di aggiornare il corpus canonico contro l'eresia con la pubblicazione di costituzioni apostoliche inedite o recentissime, disponendo cronologicamente in fila la Side Protegendis di Pio V, la Antica Iudeorum Improbitas di Gregorio XIII, la Celi et Terre di Sisto V, la Cum Sicut di Clemente VIII, Peña aveva messo un punto fermo sull'allargamento della giurisdizione del Sant'Uffizio esplicatosi dopo il Concilio di Trento, e l'acume di Sarpi è consistito nel comprenderlo meglio di ogni altro suo contemporaneo, teologo e giurista, dando un carattere organico a una resistenza contro gli abusi del tribunale che non ebbe affatto, come in altri antichi stati italiani, lo stigma della schermaglia sterile ed estemporanea. Del resto, come appare evidente anche da molti passi di queste scritture, Sarpi obbediva a una lettura della storia che ne informava la battaglia e collocava ogni suo intervento all'interno di un nitido e a tratti mitico disegno di reformatio. Una lettura che faceva apparire il tempo della Chiesa, specie dopo la rivoluzione gregoriana, come un piano inclinato verso l'esorbitare del potere pontificio e l'abuso, la pretesa romana di totalità e il controllo delle coscienze, lo sbassamento dell'autorità del principe secolare e l'esaltazione della curia apostolica e della libertas del corpo clericale, la divisione dei cristiani a Oriente e poi a Occidente. Quanto tale lettura della storia profana potesse conciliarsi con quella dei riformati, mi sembra inutile sottolineare.
Poche battute avviandomi alla conclusione sugli argomenti veri e propri della seconda scrittura, in cui compaiono, pur senza toni eccessivi, tutti i capisaldi del conflitto di Sarpi contro le pretese del Sant'Uffizio. Il frequente carattere politico dell'impegno pontificio contro l'eresia, il consulto per inciso riporta la storia di molte rivolte contro gli inquisitori e i vescovi, dall'assassino di Pietro da Verona fino alle rivolte milanesi e mantovane, lo scandalo e la polizia dei costumi come ambito dell'intervento del magistrato civile sottratti ai tribunali ecclesiastici, da confinare nella definizione della mera eresia formale, l'attenzione alla nomina di inquisitori che fossero sempre sudditi della Repubblica, l'insistenza affinché i savi e i rettori fossero vigili e presenti in ogni momento del processo. Non potendomi soffermare su tutti i 39 capitoli di commento, mi limito a dire che grazie al lavoro di Corrado Pin mi appaiono più chiari e ancora più centrali molti aspetti della battaglia del Servita che negli anni scorsi hanno attirato la mia attenzione di dilettante del culto sarpiano e di studioso del Sant'Uffizio. Non alludo al tema della confisca dei beni, che all'altezza della scrittura del 1613 appariva nella Repubblica di Venezia un fossile giuridico e penale, dopo gli accordi che avevano impedito l'applicazione di quel castigo contro gli eredi eretici della Serenissima già negli anni di fuoco del XVI secolo. Quanto piuttosto a un nodo come quello del giuramento, che proprio negli anni della disputa tra Roma e Giacomo I, ben presente a Sarpi, aveva innescato un conflitto non di poco conto che verteva sul divieto ai rettori, fatto rispettare dalle autorità veneziane, di prestare un atto formale di sottomissione nelle mani dei giudici di fede. Qui basti ricordare con Pin che quella controversia si era inasprita subito dopo la crisi dell'interdetto, quando il Senato, non unanime, si era convinto a esigere la cacciata dell'inquisitore di Udine, reo di avere tentato di imporre il giuramento ad Antonio Grimani. Il capitolo quinto della seconda scrittura è in linea con i consulti stilati per il Senato il 10 aprile e il 3 agosto del 1609 e mostra l'abilità di Sarpi nel volgere a proprio vantaggio quanto era riportato nelle pagine di Pegna. Una seconda ossessione di Sarpi, per così dire, che attraversa molti capitoli della seconda scrittura, ma in particolare i numeri 19 e 21, mi pare quella di difendere la dottrina del mistoforo per reati come la bestemmia, la poligamia, la sodomia, il sacrilegio, la superstizione, il sortilegio e il maleficio. Attendo con ansia l'edizione di Pin dei 2 consulti del 1612 in materia di stregherie, ancora inediti, dove Sarpi, contro le novità successive alla bolla cielo e terre e contro la politica di estensione delle competenze inquisitoriali portata avanti da Giulio Antonio Santoro, rivendicò che il danno derivante dai malefici rendeva la stregoneria un delitto di pertinenza non esclusiva del Sant'Uffizio, sottolineando per altro verso che i magistrati secolari dovevano essere cauti nel giudicare le confessioni di povere donne illuse convinte di seguire il demonio. Qui mi è parso anni fa di intravedere una consonanza di Sarpi con le tesi di Johannes Vier. Quel che ora mi è parso più evidente grazie al lavoro di Pin è che la stessa eresia formale agli occhi di Sarpi doveva essere trattata come un affare di mistoforo, dato che la disobbedienza religiosa, si legge in più punti, comportava lo scandalo per la comunità civile. Un altro nodo tutt'altro che secondario nell'economia del discorso sarpiano è quello riguardante il trattamento degli infedeli, degli ebrei e soprattutto dei greci e degli armeni dimoranti nei domini della Serenissima, ben noto agli studiosi. Sarpi tace della presenza dei protestanti nello studio di Padova. È merito di Pin, in queste scritture, è merito di Pin di avere già ricostruito il conflitto che nel 1609 oppose la Repubblica al Sant'Uffizio dopo la fuga da Padova di Alvise Maffei, l'arresto di 2 greci per fautoria e la stesura di un lucido consulto sarpiano in cui traspare, come più tardi nel capo 25 della seconda scrittura, tutta la fascinazione di Sarpi per il modello di Chiesa orientale sottomessa al potere politico. Non mi soffermo sulla lunga digressione riguardante la censura libraria perché studiosi come Infelice l'hanno ben analizzata. Mi preme solo di sottolineare, in sintonia con Pin, l'importanza di un secondo cameo all'interno del capo 26, dedicato al nodo del bando papale contro il commercio con gli infedeli, studiato per il Medioevo da Sofia Menache, credo che si pronunci così, per Clark e dal qui presente Gherardo Ortalli. Quel bando, mi preme ricordare, era fondato sul canone 24 Ita Quorundam de Iudeis,
formulato nel 1179 durante il Terzo Concilio Laterano, ma che sarebbe stato ripreso ogni anno nel testo della Bulla in Cena Domini, che dal 1528 aggiornò le disposizioni medievali, assai lesive per Venezia, fulminando la scomunica late sentenze non solo contro tutti coloro che, cito, equos, arma, ferrum, lignamina, et talia prohibita, deferunt Saracenis, Turcis et talis Christi nominis inimicis, quibus Christianos impugnant, ma anche contro chi commerciasse, dal 500 in poi, lo zolfo, il salnitro, lo stagno, le funi, le tele di canapa e ogni cosa utile a fabbricare polvere da sparo o imbarcazioni. Il testo della Bulla in Cena Domini emanata da Paolo III nel 1537 fu accompagnato dal commento di un canonista, Pierre Buffy, e più tardi Pio V fulminò la scomunica anche contro coloro che avessero informato, certiores facere, gli ottomani circa gli affari interni dell'Europa cristiana o che a vario titolo li avessero consigliati. Il canone Ita Quorundam de Iudeis meritò i commenti di Marcardo de Susannis e di un canonista ben noto a Sarpi, ovvero Martín de Azpilcueta, detto il Navarro, autore del più diffuso manuale per i confessori dell'età moderna. Ma non voglio dilungarmi oltre, tanto più che James Muldoon, Giuseppe Marcocci e Stefan Stanchev hanno ricostruito la storia dell'embargo papale e dei suoi effetti sui commerci medievali e sul moderno impero portoghese. Quel che mi preme sottolineare in sintonia con Pin è l'importanza di questa digressione sarpiana che, al di là dell'Inquisizione, puntava il dito contro le dottrine della restituzio e delle indulgenze piegate per prezzolare le casse pontificie. Potrà colpire la sensibilità di oggi o chi insegue un'immagine modernizzante di Sarpi che il nostro consultore in iure non abbia mai fatto cenno alla discussione sulla liceità di imporre castighi per i reati di eresia, almeno in queste scritture, prendendo posizione contro la punibilità di quel genere di colpe che si era introdotta nella tradizione cristiana nel corso dei secoli. Ma senza contare gli accenni all'istituto della correzione fraterna, basti dire che il Servita non era Castellon e che il suo intento in questa battaglia contro il Sant'Uffizio come in altre era eminentemente politico. Ciò spiega la fascinazione del frate Servita per il modello dell'Inquisizione spagnola, ben evidente nel consulto del 3 agosto 1609, già citato, come lo sarà nella seconda scrittura del 1613. Sarebbe molto utile, si legge nel commento al quinto capo sul giuramento, quando le cose trattate nello Stato restassero in quello solamente, come si osserva dall'Inquisizione di Spagna, che dà conto al re solamente e non avvisa altrove. E ancora più tardi, nel parere stilato il 29 ottobre 1622 ed edito da Cozzi. Albizi, in tempi di declino del Tribunale di Fede spagnola, avrebbe replicato tentando di demolire l'immagine sarpiana dell'Inquisizione dipendente solo da Madrid. È falso che sia soggetta al re, avrebbe strillato, che sia stata istabilita per concordato, che il sovrano nomini da solo l'inquisitore generale. Ed evocando il potere del cardinale Cisneros, avrebbe lasciato intendere che si trattava di un foro ecclesiastico come gli altri cattolici. Ma Sarpi sapeva bene che non era così. L'Inquisizione romana, ai suoi occhi, era uno dei tanti tentacoli di quel totato pontificio che per tutto il corso della sua vita provò a recidere sperando nel tramonto del Sant'Uffizio e della stessa curia romana. Grazie.